La crisi per la guerra in corso in Iran si sta facendo sentire anche nella zootecnia in Friuli Venezia Giulia. SOS, lanciato attraverso la nostra emittente dall'Associazione Allevatori Regionale sull'impennata dei costi e rincari di energia e carburante, un mix pericoloso che, se non fermato in tempo, rischia di trascinare nel gorgo tante imprese del settore. I numeri parlano da soli, con la filiera in difficoltà per il rapporto acquisto-vendita. Lo schizzare al rialzo dei carburanti per autotrazione, con lo stesso gasolio agricolo in netto aumento per rifornire i mezzi, le materie prime per sfamare gli animali, i prodotti agrofarmaci portano a una situazione di inverno economico, una fase di profonda crisi, rallentamento e stagnazione delle attività produttive, molto pericoloso. Essere ottimisti in questo periodo è una cosa molto ardua. Posso dire solo che anche chiaramente il nostro settore è uno dei più colpevolizzati da questo andamento. Ci ritroviamo ad avere un sovraccarico adesso di aumenti all'inverosimile, basti pensare solo ai costi della corrente elettrica, che ancora non abbiamo avuto la bella sorpresa, ma ci arriverà presto con le bollette, e il gasolio che è incrementato di un buon 50%. Lo stesso per quanto riguarda anche i concimi tipo l'urea e il nitrato, che adesso andiamo a buttare nei cereali autunno-vernini, e per il mais in futuro non so a quanto arriveranno, però già si parla di aumento che di un 35-50%. L'intervista completa la potrete vedere e ascoltare nel corso della prossima puntata di Agricultura, il magazine prodotto da Media Nord-Est, in onda su questa rete nel fine settimana.